Continuiamo con la nostra serie di puntate dedicate tutte quante alla crisi, o meglio alle soluzioni alla crisi. Una crisi gravissima, una crisi epocale, una crisi come non l'abbiamo mai vista e lo sappiamo tutti. Una crisi che va risolta non semplicemente aspettando soluzioni dall'alto, dalla politica, una crisi che va risolta dando ognuno di noi il proprio contributo, nel proprio settore, nel proprio piccolo. Bisogna cambiare tutti quanti noi stile di vita, perché non possiamo veramente più permetterci di vivere come abbiamo fatto fino adesso. E allora andiamo a Villa Cidro, da cui parte un progetto unico, irripetibile, enorme, che probabilmente ci può far sperare in un futuro prossimo. Villa Cidro, dunque, scuole elementari, da qui parte un progetto unico in Sardegna, molto articolato, che parte sì dalla scuola, ma poi si espande in tutti i settori della comunità. Un progetto però che era molto difficile da far passare e infatti correva il rischio di cadere nel vuoto. Fare questo progetto è stato difficilissimo, fin dall'inizio ci avevano sconsigliato di portarlo avanti, ci hanno detto non ce la farete, perché era un progetto che richiedeva l'apertura alla comunità, quindi non solo la scuola, e la continuità nel tempo, quindi non solo fermi ai corsi scolastici. Quindi ci avevano sconsigliato, ci hanno detto lasciate perdere, ma ci abbiamo provato. A questo punto io vorrei farvi conoscere l'altra coordinatrice ideatrice di questo progetto europeo, che prende il nome di Piga Sardu Birdi. Sì, prendi sardo verde, la traduzione letterale, che significa proprio acquista prodotti verdi sardi, quindi valorizzazione delle aziende locali che lavorano per il rispetto dell'ambiente. Qua nella provincia del Medio Campidano ce ne sono diverse e la Regione Sardegna con l'assessorato all'ambiente ha bandito questi finanziamenti proprio per la valorizzazione degli acquisti verdi. Ma l'unicità di questo progetto, oltre alla passione con cui poi voi lavorate, è il fatto che è un progetto che si espande a macchia d'olio. Si parte da una cosa per poi arrivare a coinvolgere tutta la comunità in una miriade di attività. E quindi adesso io non vedo l'ora di entrare nelle... Perché no? Sì, dai, entriamo nella scuola di Villa Cidro ed entriamo proprio in questo progetto che vi farà imparare delle cose importantissime a tutti, genitori compresi. Abbiamo detto, io sono Daniela e noi siamo qui perché la vostra scuola ha deciso di fare una cosa importantissima, una rivoluzione. Sapete che cos'è una rivoluzione? Che cos'è? Ma di più, una rivoluzione è un grande cambiamento immenso. Sapete che cosa ha deciso la vostra scuola? No? Ha deciso di non fare più rifiuti, mai più. È una cosa grande? Sì. È una cosa importante? Sì. E finalmente la conosciamo, la vulcanica dirigente della scuola elementare di Villa Cidro, coinvolta in questo importante progetto che è una rivoluzione, rappresenta sul serio una rivoluzione.
Sì, rappresenta una rivoluzione non di poco conto, poiché coinvolge intanto un circolo didattico che conta circa 900 alunni, un paese di 15.000 abitanti. E ovviamente la scuola elementare, quindi la nuova generazione, deve essere per prima protagonista di questo tipo di rivoluzione, perché poi se la porterà avanti e la insegnerà poi anche ai loro genitori. Certamente, i bambini sono la risorsa principale in questo progetto, sono loro quelli, il veicolo di trasmissione, quelli che porteranno il contagio positivo anche all'esterno della scuola. E i bambini imparano e ricordano molto bene ciò che sperimentano, quindi sicuramente nella coerenza educativa non si può dire ai bambini bisogna essere ecologicamente corretti, bisogna intraprendere azioni positive eccetera, e poi portare avanti all'interno delle scuole invece delle azioni che sono il contrario, che quindi non incontrano quella coerenza educativa che dovrebbe avere la scuola e poi la società. Una rivoluzione dunque che parte dal basso e che farà risparmiare tantissimi soldi alla scuola, all'amministrazione comunale e alle stesse famiglie. Per seguire le tante azioni di cui è fatto questo progetto abbiamo dovuto raggiungere varie volte Villa Cidro per riuscire a filmare e raccontare le ripercussioni positive e concrete che avrà il progetto e che racconteremo in più puntate. E nel tragitto pensavamo che eravamo orgogliosi di stare dentro ad un progetto tanto ambizioso quanto lungimirante. E allora entriamo nelle classi di questa scuola sarda che segnerà, ci auspichiamo, l'inizio del cambiamento. La plastica, qual è la materia prima? Petrolio! Tutti questi bambini che sono attorno a me, che sono piccolissimi, hanno già imparato che non è che si inquina soltanto buttando le bottiglie e la plastica per terra, si inquina anche col petrolio. Perché qui petrolio ne abbiamo poco, quindi bisogna portarlo qua con le petroliere, ma le petroliere sono pericolosissime, perché? Che una nave grande sta andando piano mentre la nave piccola con le onde va a sbattere su quella e poi inquinare con il petrolio. Oppure? Incendiare! Sanno tutto questi bambini. Oppure si possono incendiare. A quel punto il petrolio va ad inquinare il mare e i pesci muoiono. Alcuni gabbiani possono impigliarsi nel petrolio. Anche. Alcuni delfini sono morti perché hanno mangiato della plastica. Vedete qua? Si formano nelle isole enormi della plastica. Cioè, vedete quanti danni può provocare il petrolio e loro alla loro età l'hanno già imparato. Per cui promettetemi che non butterete mai almeno la plastica per terra. No, perché si deve rispettare l'ambiente. Bravissima! Si deve rispettare l'ambiente e la natura. E infatti in questa scuola cosa fate? Voi? Rispettiamo tutte le regole. Hai visto che bravi in questa scuola? All'età di 6 anni sono già dei piccoli adulti che rispettano l'ambiente. Quindi chiudiamo così. 1, 2, 3. L'ambiente. Una serie di corsi scolastici in cui i bambini hanno imparato non solo i danni che provocano tante nostre abitudini, ma anche le soluzioni per porvi rimedio. Carta riciclata, pannelli solari a scuola, eliminazione totale della plastica e dello Scottex, raccolta differenziata e tanto altro. Questi gli intenti principali, ma nel contempo anche corsi di formazione alle famiglie ed iniziative fatte insieme all'amministrazione comunale, per far sì che queste azioni durino nel tempo e non finiscano a conclusione dei corsi scolastici. Adesso vi presento i due vispissimi capoclasse che sono Davide e Riccardo che se la ride contento perché questa è una scuola felice. Mi spiegate che cosa avete in questi sacchetti? Asciugamano. La borraccia, l'asciugamano e il tovagliolo. E il tovagliolo, che adesso vi spiego a cosa servono, perché questa è una scuola che sembra aver fatto un passo indietro, mentre invece è un passo nel futuro. Un passo nel futuro perché? Spieghiamolo bene.
perché con questa sacchetta e con questo contenuto della sacchetta cerchiamo di eliminare tutti i rifiuti che si producono nelle scuole, soprattutto nella nostra scuola. Allora, all'interno abbiamo una borraccia. Questa borraccia serve a eliminare tutte le bottigliette di plastica che ogni giorno i bambini portano. Poi abbiamo l'asciugamanino per asciugarsi le mani quando vanno in bagno. Abbiamo il tovagliolino per andare in mensa, quindi non più Scottex per asciugarci le mani e per utilizzare durante il nostro pasto. Quindi semplicemente le mamme una volta alla settimana cambieranno probabilmente Lo portano pulito il lunedì e lo riportano il sabato a casa, in modo che la settimana successiva ci sia di nuovo il cambio pulito. Un semplicissimo meccanismo che, se venisse adottato in tutte le scuole, ridurrebbe di parecchio i rifiuti prodotti a scuola. Considerando che questo circolo didattico ha quasi 1000 alunni, possiamo immaginare la riduzione di rifiuti che avrà come impatto benefico sull'ambiente. Ma soprattutto pensiamo alle tante bottiglie di plastica in meno comprate dai bambini e quindi dalle famiglie dei bambini, e soprattutto cominciamo a bere la nostra acqua. L'intenzione è quella di avviare un fontanile, voi lo chiamate. Un fontanile d'acqua pubblica in cui non soltanto i bambini potranno riempire la loro borraccia la mattina appena arrivati a scuola, ma anche i genitori avranno la possibilità di venire con le bottigliette in vetro, con le bottiglie in vetro, e riempire la loro acqua, quindi riutilizzare l'imballaggio, non più produrre bottiglie di plastica da buttare poi. Questo discorso sembra così banale, così semplice e così ovvio, e invece è più difficile di quanto sembri realizzarlo concretamente. Ad esempio il discorso dell'acqua, io lo faccio da tanto tempo e non riesco ancora a capire perché alcuni debbano bere l'acqua di Bologna o di Brescia o di Milano, quando, se in ogni regione d'Italia usassimo la nostra acqua, risparmieremmo innanzitutto in soldi, non ci sarebbero i tir che passano da una parte all'altra e la nostra economia crescerebbe. Sì, in effetti condivido pienamente queste sue considerazioni, perché la nostra economia ha bisogno di ossigeno, ce ne rendiamo conto, tante aziende chiudono nel nostro territorio e la ricetta è una sola: dobbiamo valorizzare ciò che produciamo, perché ciò che si produce nella nostra terra è buono, ha ancora un buon sapore, quindi ha tutte le proprietà necessarie per un'alimentazione corretta, e in questo senso davvero bisogna proprio partire dai bambini perché possano apprezzare. È brava l'assessore. Per quanto riguarda invece il discorso dell'acqua, cosa può fare, cosa sta facendo l'amministrazione per agevolare questo progetto? Allora, intanto l'intervento dell'amministrazione è volto a posizionare le fontanelle che a Villacidro in passato tutti conoscevano, quando le bottiglie in plastica non si conoscevano. Ecco, allora vogliamo partire proprio da lì, abituare i bambini ad utilizzare l'acqua buona del nostro territorio, della nostra terra, evitando quindi di contribuire anche all'inquinamento dell'ambiente attraverso la produzione di bottiglie appunto in plastica e di tutto ciò che proviene appunto dalla plastica. Uno dei punti chiave all'interno di questo progetto è quello di eliminare la plastica, decisamente eliminare le bottiglie di plastica, come abbiamo visto, portando a scuola direttamente delle borracce in cui si versa l'acqua presa addirittura da un fontanile pubblico, quindi anche acqua del posto. La plastica bisogna riutilizzarla, ci sono tanti modi, uno dei quali si è scoperto qua è anche crearci delle piccole opere d'arte, così anche per divertirsi. Come avete fatto a realizzarle? Prima di tutto abbiamo preso un fondo di una bottiglia e abbiamo preso delle forbici e abbiamo fatto delle decorazioni come le volevamo. E poi, ma come fate ad ottenere questi effetti? È bastato ritagliarlo a fettine, chiamiamole così, e a bruciacchiarle con una candela.
A questo punto, una volta create le opere, guardate qua, le hanno applicate sulle loro sacche, personalizzandole. Quindi è anche un modo così per stare insieme, per divertirsi, per essere creativi, ma soprattutto per far del bene a noi e all'ambiente. L'unicità e la forza di questo progetto stanno nel fatto che gli ideatori hanno stretto tutta una serie di legami con grosse aziende che operano nel territorio in modo da avere ripercussioni concrete nella vita quotidiana. Il tema di oggi è l'acqua ed è paradossale quanto il semplice bere dell'acqua possa causare tanta spendita di denaro ed inquinamento solo perché ci ostiniamo a berla nelle bottiglie in plastica che il progetto si prefigge di eliminare. Nei casi in cui non se ne possa fare a meno, comunque la plastica va almeno riciclata e riutilizzata ed è per questo che raggiungiamo un grosso impianto nelle vicinanze di Villa Cidro per capire meglio di cosa stiamo parlando. Di nuovo fuori dalla scuola, come vi ho preannunciato, questo progetto ci porta tante volte fuori dalle mura scolastiche per andare, come vedete, nella vita quotidiana. Guardate dove ci ritroviamo, in un impianto di smaltimento e riciclaggio proprio vicino Cagliari a Samassi, in cui vengono riciclati i tappi di plastica che dalla scuola vengono portati via e riutilizzati. Ma voi rigenerate tutti i tipi di plastica? Perché qui li vedo rappresentati quasi tutti. No, allora non li rigeneriamo tutti, rigeneriamo la plastica che insomma deriva dal nylon eccetera, quindi insomma polimeri ad alta densità e altri tipi di plastica che poi noi utilizziamo per la produzione delle casse. Ma invece i tappi di plastica a cosa servono? Hanno una funzione specifica? Allora, i tappi di plastica nello specifico per quanto riguarda la nostra azienda vengono densificati e poi rigenerati e poi la materia prima che viene realizzata con la lavorazione del tappo in un secondo momento diventa granulo, che è insomma il materiale che poi viene commercializzato. E da questo granulo si producono le cassette in plastica? Da questo granulo noi produciamo le cassette in plastica, qualche altra azienda produrrà altro, insomma, che si può fare con quel genere di materiale. Ok, noi lo utilizziamo per le cassette perché fabbrichiamo quello, però chi fabbrica sedie, chi fabbrica qualunque altra cosa in polietilene o polipropilene le utilizzerà per un altro impiego. Quindi state capendo l'utilità finalmente di impegnarci su questa raccolta differenziata, perché invece di buttarle e quindi creare inquinamento, in questo modo possiamo recuperarle e creare altre cose, in modo che queste materie prime non debbano per forza venire rifatte per ricreare altre cose. È un circolo che si chiude poi. Esattamente, è proprio un circolo che si chiude, nel senso che il tappo, dopo essere stato utilizzato insomma nelle nostre tavole, per così dire, viene poi appunto lavorato e la possibilità è quella o di farla ridiventare tappo qualora un'azienda produca tappi o di farla diventare qualunque altra cosa. A questo punto siamo arrivati in un altro capannone dall'altra parte della strada, se possibile ancora più grande, dove viene proprio confezionata la cassetta, il prodotto finito. Ma mi interessava sapere di questo macchinario che è la trafila, cioè qua viene portato il prodotto grezzo, che si chiama, sto imparando, materia prima seconda, giusto? Esattamente. Cioè quella materia prima ottenuta dal prodotto riciclato. Esatto. Qua viene portato il materiale che noi produciamo dalla sola lavorazione, quindi dalla macinazione piuttosto che dalla densificazione della plastica. Ve ne faccio vedere un pochino. Sì, guardate che interessante, perché sono tanti pezzettini di plastica di
Qua noi abbiamo già creato l'insieme di plastiche che poi porterà ad ottenere la cassetta. A questo punto questo materiale passa in questo macchinario che si chiama trafila. Esatto, il materiale arriva qua all'interno dell'estrusore e viene praticamente riscaldato, lavorato e filtrato. E poi il materiale finito è questo. Oh, eccolo qua, il materiale finito da cui si fanno le cassette. Questo è molto importante, vi dico perché. Allora, loro risparmiano un bel po' riuscendo a lavorare questa plastica, il che significa che poi a sua volta fanno risparmiare l'acquirente, cioè il sardo che può acquistare le cassette da loro. Ed ecco perché praticamente avete quasi il monopolio della vendita delle cassette in Sardegna. Diciamo, ci difendiamo bene, insomma, abbiamo anche degli altri concorrenti, però va bene. Comunque questo è positivo perché in ogni caso il consumatore finale guadagna dall'aver riciclato la plastica, questo è il risultato finale. Esattamente. Adesso qua invece vi stiamo portando all'interno così dell'azienda dove si fabbrica proprio la cassetta. Esattamente. Ora se ci avviciniamo vediamo un attimino come funziona. Praticamente il materiale viene portato all'interno della pressa, riscaldato, ok, iniettato all'interno dello stampo e poi ci sono le cassette. Venite. Quante ne producete di cassette giornalmente? Orientativamente 25.000 più o meno. 25.000? Sì. Ogni 24 ore. Il progetto Piga Sardubirdi vuole proprio portare tutta la popolazione piano piano a fare degli acquisti verdi, cioè ecologicamente compatibili. La Regione allora ha pensato, e siamo con il responsabile dell'ufficio provinciale del Medio Campidano, ha pensato di istituire i GPP, che sono degli uffici nuovi che sono sconosciuti alla maggior parte delle persone, che si occupano proprio di questo, di informare i cittadini. E così è, in effetti. Dopo circa un anno ovviamente di riunioni, di incontri con la Regione, tutte le 8 province sarde hanno il loro ufficio GPP, che è un servizio, fondamentalmente GPP, senza andarla a tradurre dall'inglese, significa indirizzare gli enti locali come il nostro, i comuni, le ASL, le grosse ditte, ad predisporre i loro bandi di acquisto, le loro gare, all'interno delle quali ci devono essere acquisti, tra virgolette, verdi. Ma soprattutto dobbiamo informarli dove fare gli acquisti verdi e quali sono. Bravissimo, è proprio questo il punto, anzi è il servizio che danno gli ecosportelli cosiddetti. Gli ecosportelli che sono in unione fra di loro, cioè in rete, e che quindi formeranno da qua a breve, proprio perché sono giovani tutti quanti, formeranno un database dove inseriremo molte ditte che producono già prodotti ecocompatibili con l'ambiente. E tutte le volte che un comune, o come ho detto prima, un ente locale più in generale, avrà necessità di essere coadiuvato nella ricerca di un determinato prodotto, il GPP è là pronto a dargli la notizia che gli serve. E qui io credo sia una delle parti più belle, più divertenti di questo percorso, perché sono con alcuni degli alunni di che classe siete? Della quarta B, beh, riditemelo, di che classe siete? Quarta B! Di che classe siete? Quarta B! Ho capito, della quarta B. Quando i bambini fanno
L'entusiasmo è alle stelle, perché questo è il momento topico di ogni singolo argomento, quella in cui i bambini riassumono quello che hanno imparato in vari cartelloni fatti di loro pugno e di cui vanno ovviamente molto orgogliosi e che rappresentano in pochi semplici concetti questa rivoluzione partita da Villacidro, appunto semplice, basta poco. Alla prossima settimana. Ma perché devi spendere 1.500 euro per un abito da sposo quando qui da Low Cost li trovi a 190 euro? Fidati di tua sorella, vieni qui da Low Cost e vedrai che risparmio. Low Cost Abbigliamento a Sassari ti dà un'opportunità a cui è impossibile rinunciare. Indossare un abito perfetto al tuo matrimonio ma risparmiando tantissimi soldi. Una scelta davvero importante per ogni esigenza, spendendo solo 140 euro ad abito e solo 190 per quelli più complessi e pregiati. Davvero incredibile. E per giunta Low Cost veste tutte le taglie, dalle più minute a quelle extra large. In questo momento di crisi, perché spendere tanto per un abito da usare un solo giorno? E con i soldi risparmiati ti paghi il viaggio di nozze. Semplice. Hai visto che sorella, eh? Oggi abbiamo risparmiato più di 1.000 euro. Vieni a trovarci a Sassari, Predaniedda, strada 28. Cargià è il primo ristorante Table Grill in Sardegna. Un locale elegante ed arredato con gusto sopraffino per un'esperienza sensoriale davvero diversa, un nuovo concetto di ristorazione. Si parte con una serie di antipasti particolarissimi e subito dopo si accende al centro di ogni tavolo una piastra in cui vengono cucinate nel momento carni dei migliori tagli provenienti da tutto il mondo. Quindi freschezza del prodotto visibile e garantita. E il giovedì antipasti di mare sfiziosi e sempre nuovi e il pesce fresco cucinato davanti a te. Cargià, qualità ed eleganza oggi davvero alla portata di tutti. Novità dal 12 febbraio aperti la domenica ma solo a pranzo. Cargià, il Table Grill. Sassari, via Gorizia, angolo via degli Astronauti. Icno Sound Music Store, i prezzi migliori in Sardegna con i servizi più all'avanguardia. Una vastissima esposizione con tutti gli strumenti per amatori e professionisti. Noleggio e vendita a pianoforti con consegne in tutta la Sardegna. Service audioluci per eventi in piazza con tecnici professionisti e qualificati. Uno spazio con l'usato garantito su mixer, luci, microfoni, casse, impianti per piano bar e DJ. Uno spazio apposito in cui testare impianti audio e strumenti con consulenti specializzati. Icno Sound, la musica è cambiata. Nuovo punto vendita a Sassari in Viale San Francesco. 28 e 29 luglio parte la seconda edizione della Giornata dei Motori. Il 28 dedicato al motoraduno, il 29 ai motori storici. Una manifestazione ricchissima di avvenimenti con proiezioni video, mercatino pezzi usati, stand, tatuaggi, aerografie, customizzazioni in opera ed intrattenimenti vari, con rampa free skate, BMX, American Cars, bisonte americano e tantissimi giochi. E appena cala il buio si parte con l'elezione di Miss Tribalina e Miss Motoshock, con musica rock e DJ set fino a tarda notte. Insomma, un appuntamento davvero imperdibile. 28 e 29 luglio, località Bancali, campo sportivo by Tribales. Allora ragazzi, oggi c'è da segnare tutto a puntino, siamo a Villa Mimosa, segna tu il totale, invece tu Roberti fai le immagini artistiche con le modelle, insomma segna... Quindi è una cosa seria? È una cosa seria. Ma te, mica presenta Alberto Cocco. Lascia fare, è una cosa seria, andiamo. Con Alberto Cocco possiamo iniziare così scherzando perché è nostro amico, quindi... Non va bene mica, ci vuole rispetto per l'anzianità, per il mio lungo mestiere. Che anzianità? Sì, dai, un'età veneranda. Facciamo i seri adesso, scendiamo, facciamo gli importanti. Sì, scendiamo. ma dopo che mi hai fatto fare questa figura è inutile che faccia le meravigliose scale di Villa Mimosa. Torniamo indietro, scendiamo importanti adesso perché si apre questa serata magnifica, stupenda a Villa Mimosa, a Sassari, in questa scalinata importante che... Ci sediamo, io sono già stanco. Che è il palcoscenico principale di questa serata, una sfilata
sfilata di moda però che ha un sapore diverso, particolare, non solo perché è una serata di beneficenza e vi spiegheremo perché, ma perché è nata per ricordare una dolcissima bambina. Un angelo, fammi dire, si chiama Giovanna Di Maria e non dico si chiamava, dico si chiama perché fino a quando nel cuore e nel ricordo della gente c'è sempre questa presenza, Giovanna vive, e ogni persona che attraverso il suo esempio, il suo percorso luminoso ispira la gente per questo tipo di iniziative, per questo tipo di vitalità e racconta che la vita va al di là di quello che è il percorso del nostro corpo su questa terra. Guardate che questa è una serata molto importante, non solo perché viene fatta in memoria della dolcissima Giovanna, ma perché con questa serata si contribuisce a pagare il leasing di una autoambulanza super accessoriata che adesso vi faremo vedere, che è uno dei 5 gioielli italiani. E quindi nel nome di Giovanna vedremo tanti giovani che fisicamente sono in difficoltà poter fruire del conforto, dell'apporto di uno strumento di nuova tecnologia e della massima evoluzione. No, guardate, state lì perché è una serata veramente importante sia dal punto di vista della beneficenza, sia per Giovanna Di Maria e sia per le stiliste che adesso vedremo, ma è importante perché, come dico sempre, in questo periodo di recessione, in questo periodo in cui lo Stato non è mai stato nel nostro sentire così lontano da noi, questo è importante, cioè aiutarci tra di noi, fare ancora di più di prima delle iniziative che possano permetterci di contribuire concretamente, questa è la politica, contribuire concretamente alla vita di noi cittadini. Ma Stefano mio, tu sei un gran burlone, però sei un magnifico veicolo del cuore grande di Sassari, una città che ha sempre una particolare sensibilità, una particolare generosità nel vivere queste cose. Voi siete una branca particolare del Rotary, mogli del Rotary. Sì, tant'è che il simbolo è ruota nella ruota, mogli del Rotary. È un club a Sassari, esiste da 27 anni e si occupa, appunto è un club no profit, e appunto si occupa di fare queste manifestazioni per poter ricavare dei soldi per poi donarli in beneficenza, e come oggi questa manifestazione l'abbiamo voluta per donare parte del ricavato alla Croce Blu, all'ambulanza pediatrica. L'ambulanza è questa, anche bella, colorata, con i disegni dentro, ma l'importanza di questa ambulanza è questo apparecchio. Sì, questa è una incubatrice, quindi non una culla da trasporto, ma una vera incubatrice. Diciamo che l'importanza è questo, ma è tutto ciò che c'è dentro questa macchina, che è un vero e proprio centro mobile di rianimazione neonatale, anzi è l'unico centro mobile di rianimazione neonatale in Sardegna. Ma veramente, l'unico in Sardegna? È l'unico in Sardegna, è uno dei 25 presenti in Italia, ha un uso esclusivo per i bambini. Quindi la moda, questi eventi non servono semplicemente soltanto a divertirsi, ma anche a dare un contributo importante, economico, concreto. Certamente, di questo infatti ringraziamo gli organizzatori di questa serata perché hanno pensato di devolvere una parte del ricavato alla Croce Blu per aiutare, insomma, a pagare le rate di questa ambulanza. Non so se si capisce in telecamera la bellezza di questa autoambulanza, perché non solo è colorata ma ha tante funzioni che le altre autoambulanze non hanno. Ad esempio qui per distrarre i bambini c'è addirittura un monitor che, guardate qua, si gira così in modo che il bambino, quando è sdraiato, anche durante il viaggio insomma è intrattenuto, è un po' distratto. E questa ambulanza oltretutto ha la caratteristica che può essere imbarcata in un C-130, cioè invece di fare gli spostamenti direttamente sull'aeroplano per spostamenti urgenti sale l'autoambulanza, quindi io direi che è un risultato molto importante per la Sardegna e per Sassari. Mi fa piacere che questa serata, oltre a essere allegra perché state facendo della beneficenza, è bella perché state ricordando tua figlia con gioia, con allegria, come era lei.
Assolutamente sì, Giovanna aveva molta vitalità, era proprio sempre allegra, sempre sorridente, molto attiva e dinamica, per cui oggi sì, sarà ricordata in questo modo come era lei. Tra l'altro le stiliste sono le cugine di Giovanna, perché Silvia e Stefania sono le cugine, e ci sarà una bella sorpresa perché loro appunto hanno fatto un abito dedicato a lei, che insomma io non ho ancora visto, e sarà una sorpresa anche per me, insomma. Spend all your time waiting for that second chance. Una serata molto importante per voi, non soltanto perché è una sfilata in cui presentate la vostra collezione, ma anche perché Giovanna era vostra cugina. Esatto, sì, abbiamo dedicato a nostra cugina un abito che vuole appunto ricordarla in un modo molto angelico e in un modo molto, molto carino, con una modella, che oggi è una modella, Francesca Rossi, che era una sua compagna di scuola. Quindi insomma rappresenta appunto Giovanna in questa giornata qua. Questo volo, questo soffio che Francesca ci ha prodotto è stato un lungo brivido che faticosamente cerco di far deglutire per far ripartire la serata con la stessa allegria, la stessa gioia di vivere, la stessa infinita capacità di mordere la vita che aveva e avrà per sempre Giovanna. Che non è una parolaccia, non spaventatevi, è il modo che hanno le modelle di salutare l'inizio di ogni sfilata che si rispetti. Allora, noi la vogliamo ricordare così, Giovanna, tu eri sua compagna di classe, perché lei era così, allegra, spontanea. Sì, noi siamo state compagne di classe alle elementari, era proprio una bambina allegra, era proprio piena di vita, infatti, insomma, non poi siamo venuti a sapere del fatto che fosse venuta a mancare. È stato proprio così un paradosso, così una bambina così piena di vita, sembrava che se la stesse proprio godendo tutta in quegli anni, e quindi insomma noi la ricorderemo sempre così, gioiosa. Ma voi sapete che state facendo una grande cosa oggi, perché non state soltanto partecipando a una sfilata, state contribuendo, come tutti quelli di questa organizzazione, a pagare il leasing di un'autoambulanza che può veramente salvare delle vite, dei bambini. Certo, infatti comunque appunto viene unito insomma il ricordo appunto di una bambina così gioiosa con quest'opera poi benefica, e siamo tutte contentissime di poter collaborare a questo. Va bene, adesso io le lascio perché devono sfilare. Oh, solo io ve le faccio vedere così. Di solito le vedete in passerella, lei anche scalza. Solo noi le facciamo vedere queste cose. Vabbè, merda e andiamo. 1, 2, 3. Merda! What has been out of sight and out of mind for such a long time? That's how one forgets. So I reached in the back of my closet, pulled it out, and tried it on. And it still fits. Some cover their pain up with lots of MAC makeup. Love is a thing, you know. Buonasera. Benvenute gentili amiche e benvenuti cari amici questa sera in questo scenario incantevole di Villa Mimosa, un pezzo della Sassari che vogliamo conservare con l'unghie e coi denti, perché questa è la nostra storia, questa è la nostra identità, la nostra cultura, e tanta bellezza e tanta arte davvero non deve andare perduta. Non sono solo perché ho voluto con me e perché vivessero l'emozione di una scalinata degna di Rossella O'Hara. Ma che dico Rossella O'Hara? Ma che dico Rose di Titanic? Volevo avere due ragazze belle e dolci di gran classe, qualcosa di congruo per questo tipo di serata. Sono con me, per la mia felicità e per il vostro piacere, Manuela Manca e Maria Giovanna Manca. Io ho scoperto Eles tramite la rete e mi sono subito innamorata dei loro splendidi abiti, al che ho contattato le sorelle Loriga
e ho avuto anche l'occasione di indossare le loro creazioni in altri particolari eventi e questa sera mi trovo qua in questa bellissima villa indossando Eles. Una serata allegra anche perché questi ragazzi hanno bisogno di allegria, perché voi contribuite non solo economicamente, contribuite a dargli un sorriso tutti i giorni. Sì, noi ci dedichiamo a queste persone. Io sono anche socia della sorgente oltre che dell'Ineruil e questi ragazzi sono delle persone che vivono una condizione diversa. E quindi è giusto che vengano aiutati, non solo finanziariamente ma anche col sorriso, con la partecipazione. Ed è una gioia vedere il loro sorriso quando non possono neanche parlare e parlano gli occhi per loro. La collezione invernale che stiamo vedendo si vede che mantiene l'anima rock ma è anche eleganza. Sì, è molto elegante, è una collezione di altissimo livello, abbiamo usato dei ricami di aziende di alto livello, ci sono Swarovski veri che comunque richiamano il nostro stile, poi c'è questa parte dorata, Swarovski dorati, argento, insomma ma anche principesca volendo, molto elegante, rock allo stesso tempo però insomma molto fine. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah. Con le sorelle Eles vi abbiamo sempre fatto vedere uno stile che a loro appartiene, che è molto spumeggiante, moderno, rockettaro, e questo stile l'avete anche trasferito sulle spose, quindi una sposa moderna d'ora in poi. Esatto, infatti questo vestito rappresenta una sposa moderna con questo monospalla che riprende questo pizzo rosa Swarovski che noi utilizziamo in qualsiasi collezione fino ad ora che abbiamo fatto e riportiamo questo monospalla che è un po' uno stile moderno però con uno strascico lungo che riporta il pizzo e quindi anche l'eleganza e la finezza del tessuto e dei ricami. Nella splendida cittadina medioevale di Castelsardo, proprio davanti ad una baia incantevole, Hotel Riviera, uno degli hotel più antichi e rinomati ma con tutti i comfort più moderni, con le camere affacciate sulla splendida spiaggia adiacente per una vacanza da sogno.
Proprio a fianco l'Hotel Janus, un luogo elegante adatto per convegni e meeting con ampie vedute sul mare, ma soprattutto con la famosa cucina del ristorante Fofò, la cucina che ha segnato la storia dell'arte culinaria in Sardegna. Se vuoi vivere momenti da sogno, vieni a trovarci a Castelsardo o visita il sito. Dai Marti, lava le mani. Dai Martina, ti prego, devi fare i compiti. Martina, perché non mangi? Perché voglio tornare a Pippilandia. È proprio vero, Pimpilandia è un mondo divertentissimo da scoprire, con tutte le novità sul mondo delle feste, i gadget, le parrucche, gli scherzi, i piatti colorati, i trucchi per bambini, i palloncini, i gadget matrimoniali e tutto quello che rende magica e colorata qualsiasi tipo di festa. E questo Martina e la sua mamma lo sanno bene. Perché Pippilandia è un bel gioco. Ma perché devi spendere 1.500 euro per un abito da sposo quando qui da Low Cost li trovi a 190 euro? Fidati di tua sorella, vieni qui da Low Cost e vedrai che risparmio. Low Cost Abbigliamento a Sassari ti dà un'opportunità a cui è impossibile rinunciare. Indossare un abito perfetto al tuo matrimonio ma risparmiando tantissimi soldi. Una scelta davvero importante per ogni esigenza, spendendo solo 140 euro ad abito e solo 190 per quelli più complessi e pregiati. Davvero incredibile. E per giunta Low Cost veste tutte le taglie, dalle più minute a quelle extra large. In questo momento di crisi, perché spendere tanto per un abito da usare un solo giorno? E con i soldi risparmiati ti paghi il viaggio di nozze. Semplice. Hai visto che sorella, eh? Oggi abbiamo risparmiato più di 1.000 euro. Vieni a trovarci a Sassari, Predaniedda, strada 28. Siamo con la dirigente del, come si dice, comprensivo di Lipunti, insomma, alle scuole elementari. Un teatro Verdi così pieno di giovani, belli, entusiasti, godranno di un bellissimo spettacolo, presumo. Certamente, speriamo che lo spettacolo sia veramente bello e gradito soprattutto al pubblico. È un anno intero che ci lavoriamo sopra, alla luce dei risultati del precedente anno dove alcuni saggi hanno veramente portato tanti genitori a vedere appunto questi spettacoli. Abbiamo pensato di ampliare, di utilizzare il Verdi proprio perché è più capiente e ci serviva lo spazio per tutti i nostri genitori. Allora, buonasera a tutti, facciamo subito un applauso. La serata si rivela molto più interessante di quello che ci aspettavamo, poiché è un susseguirsi di balli e gag esilaranti. Impossibile per noi riuscire a raccontare 3 ore di spettacolo in pochi minuti, ma in quel teatro abbiamo capito quanto sia importante investire sulla nuova generazione, che è piena di energie e talenti da scoprire. Lei è l'artefice, una delle artefici di questo spettacolo enorme. Ne parleremo a fine spettacolo, adesso non posso dirlo, speriamo tutto vada bene. Un ringraziamento ai genitori, alla preside, a tutte le persone che hanno collaborato con noi. La musica sta per iniziare perché lo spettacolo è praticamente pronto e io alla signora Stefania volevo fare i complimenti perché in una scuola sempre meno finanziata, in cui è più difficile agire rispetto al passato, merito a voi che con tanta passione riuscite ancora a tenere in piedi un'organizzazione. Merito anche della nostra dirigente che è una persona molto intelligente. Una scuola dunque in piena attività, nonostante lo scoramento iniziale da parte dei corpi docenti di tutta Italia a seguito dei sempre più pesanti tagli alla scuola pubblica. Un'attività concreta e quotidiana frutto spesso della passione di singoli dirigenti e professori che fortunatamente non si fanno abbattere e continuano la propria missione, quella di trasferire valori positivi alle nuove generazioni. Dello stesso avviso anche l'assessore alla cultura del comune di Sassari, che ha ottenuto un piccolo discorso ai bambini e alle loro famiglie che è stato evidentemente da loro apprezzato. L'assessore, la professoressa Roseli, un saluto dopo, grazie. Allora. Innanzitutto io mi presento, mi chiamo Antonello Fresu e per chi lo sapesse
sono il marito di una professoressa del nostro istituto, va bene? Per uno spettacolo così serio ed elegante ci vuole un presentatore altrettanto serio ed elegante. Insomma, serio è ancora è vero. Elegante senz'altro. Allora, di cosa si tratterà? Cosa vedremo stasera? L'anno scorso c'è stato questo momento in cui abbiamo visto che c'erano tanti talenti e quest'anno la preside insieme alla professoressa Faggiani hanno deciso di fare un tutt'uno, di fare un unico spettacolo, hanno avuto il contributo del Comune di Sassari e siamo qua al Teatro Verdi oggi appunto in qualche modo a mettere insieme tutti i talenti di questa scuola. Allora, siamo pronti per dare il primo spazio ai protagonisti che sono i nostri figli, ripeto, a voi la scuola primaria di Villa Coniglia. E finalmente ha inizio l'atteso spettacolo, fra gli applausi scroscianti dei genitori seduti in sala. Un allegro plotone di piccole canaglie colorate e vestite di tutto punto, pronte ad interpretare il copione. Una rivisitazione della famosissima favola di Hansel e Gretel, due fratellini che avevano smarrito la strada di casa e che si imbatterono in tante rocambolesche avventure. Una favola che ha una sua morale ben precisa, poiché i fratellini, trovato il coraggio e aguzzato l'ingegno, finiscono per ritrovare la via di casa. E da quel giorno vissero felici e contenti. Dove la gente non può entrare, noi invece possiamo entrare nel backstage. Guardate quanta gioventù, quanti talenti che fanno sentire il loro entusiasmo e i professori, i maestri. E i professori e i maestri godono un po' di questo entusiasmo. No, io devo dire la verità, quando ho deciso di organizzare l'opera Lago dei Cigni di Tchaikovsky, che io ho trascritto sia per quanto riguarda la musica e anche le parole, ho pensato che avendo dei bravissimi ballerini e anche delle bravissime ballerine, ho detto possiamo impostare un discorso molto serio, anche perché Tchaikovsky è stato uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, che ha sempre attirato più che mai il pubblico e soprattutto non ha scritto solamente il Lago dei Cigni, ma oltre ad aver scritto il Lago dei Cigni ha scritto dei balletti che conoscono tutti quanti, che si chiama esattamente Lo Schiaccianudo, bravissimo, certo. E anche La Bella Addormentata nel bosco. Ma voi le sapevate queste cose? Ditemi di sì. Quindi vedi, si può fare cultura anche divertendosi. Lei ve la voglio far conoscere perché sono sicuro che la rivedrete nei palchi della Sardegna, perché è una grande voce. Quanti anni hai? 13. 13 anni. Dimmi una cosa, oltre ad essere una grande voce è una grandissima ballerina, perché anche. È la prima ballerina del Lago dei Cigni. Oh beh, l'applauso, fate Siamo alla vigilia dell'11° compleanno del principe Sigfrido e i suoi amici lo festeggiano nel castello. Appare la madre che regala al figlio una balestra e lo invita a scegliere il giorno dopo una sposa tra le invitate alla festa. Quando Sigfrido resta solo ha la visione di un magico dolcino. Decide allora di recarsi a caccia. I saggi di fine anno si facevano a scuola, piccolini. Qua invece stiamo parlando di uno spettacolo al Verdi, una cosa importante anche per i ragazzi. Certamente, soprattutto per le famiglie, perché vedono coinvolti i loro figli. Devo dire che la scuola di Ripunti è una scuola, tra virgolette, molto popolosa e di conseguenza nel popolo ci sono anche i talenti, quelli che magari potranno essere come te, i tuoi colleghi di futuro. Vai a prenderlo, vai a prenderlo, vai a prenderlo, vai
Secondo te, senza niente togliere agli altri, qual è secondo te fra questi bambini uno che veramente un giorno potrebbe fare questo mestiere, un talento vero? Ma guarda, a giudicare dalle prove ce n'è più di uno, però uno in particolare mi ha colpito, lo vedremo dopo, è il cabarettista, Andrea, ma secondo me sarà il prossimo Buzz di Italia 1 probabilmente. Vediamolo subito, Buzz. Una domanda veloce per cominciare. Allora, vi sta piacendo lo spettacolo, sì o no? Bene, adesso parliamo dei genitori della tua fidanzata. La prima volta che entri a casa loro è un dramma. Il clima ostile e ostico. Tu entri e nelle orecchie senti solo calma. In quel momento devi stare calmo. Allora tu entri in casa, anche quasi i miei parenti e degli ex fidanzati ti guardano come per dire non ce la farai mai, rassegnati. Un vero talento, insomma, che riesce a non farsi prendere dall'emozione e tenere il palco come un consumato cabarettista. Ma non è l'unico, e anzi scopriamo subito che queste scuole sono una fucina di giovani promesse che dimostrano non solo grande talento, ma anche padronanza del palco e spiccate doti interpretative, come la giovanissima Chiara, che si è cimentata in uno dei pezzi più famosi dell'avanspettacolo. Uno spettacolo che ha visto il susseguirsi di esibizioni di tutti i tipi, compresi i grandi classici che è un dovere non ignorare, compresi i Promessi Sposi che però sono stati rivisti in chiave moderna e soprattutto ambientati a Sassari. Una rivisitazione simpatica e spiritosa che dimostra che si può riuscire, con un po' di buona volontà, ad insegnare la cultura in modo più facile e divertente, in modo da non creare nei ragazzi il rifiuto che sembrano avere nei confronti dei classici. Non ho capito l'ultima parola. Comunque, sei una donna che mi piace, una cara mondetica, però io un bravo che non vuole dare. Io proprio non posso credere che sarò una figlia, sono proprio fortunata. Dentro a Fidetti, per me è una vita. Un finale a sorpresa in cui anche le maestre si sono scatenate con i loro bambini in un ballo finale al fulmicotone, finito fra risate e applausi scroscianti. È la volta di un musical, sapete che a partire da Notre Dame Paris il musical in Italia non solo sta spopolando, i ragazzi della professoressa Fagiani hanno voluto fare una coreografia, un balletto e cantarci sopra. A voi, Capitano Uncino! Peter, sei sempre il solito, hai dimenticato la tua obra nel cassetto. Stasera porterò i bambini sull'isola che non c'è. Ma lì c'è Capitano Uncino. Non preoccuparti, vedrai, non ci vedrai. Posso venire anche con te? Solo se tu lo porterai bene. Sveglia! Ti hanno morto da me. Ma solo il comandante! E questa è lui da andare, questa è lui da andare. Sono il capitano, sì. E allora quando ti chiamo, lasciate tutto a me e fate presto perché che arriva la
con questo brano, che esalta ulteriormente il pubblico, si apre la sezione dello spettacolo dedicata ai musical, grazie ai quali il pubblico ha potuto rivivere le emozioni degli anni d'oro, in cui la musica era ancora veicolo e motore di cambiamento ed emancipazione sociale. Musical che non a caso non passano mai di moda e che sono ancora oggi garanzia di successo. E a questo punto siamo pronti per il grande finale. Decine e decine di bambini che sono stati coordinati magistralmente dalle loro maestre e che si apprestano nei camerini a cambiarsi velocemente d'abito per affollare tutti insieme il palco del Teatro Verdi, per cantare la canzone che, più di tutte, è capace di riunire tante voci in un solo coro e che rappresenta il significato intrinseco dello spettacolo tutto. We are the world. Noi siamo il mondo.